Praticamente la RAI vuole fare, questo ancora non lo so, o ha già fatto, un contratto di 700.000 euro da dare a Comunione e Liberazione per avere l'esclusiva a seguire il meeting per 3 anni a Rimini. Cioè, quindi i soldi pubblici a Comunione e Liberazione per seguire il loro evento, che dovrebbe essere un interesse loro avere l'evento, e li paghiamo anche. Cioè, è qualcosa, è come se adesso al V-Day chiediamo alla RAI 1 milione di euro se ci vuoi essere. Quindi adesso inoltreremo una richiesta alla RAI, possiamo scriverla adesso, di 1 milione di euro, se no non ti facciamo entrare e seguire l'evento. Cioè, questa è la logica, è allucinante. Quindi ho chiesto ufficialmente al direttore generale della RAI, al presidente della RAI Tarantola, di stralciare immediatamente questo contratto, che secondo me non ha senso per l'informazione italiana e non ha senso nell'uso delle risorse di canone, quindi pubbliche, e sto aspettando la risposta e voglio sapere anche chi è responsabile di questo contratto, perché se poi andiamo a cercare meglio le cose, magari Comunione e Liberazione ha degli interessi in RAI, ha delle persone in RAI e così via, e quindi noi dobbiamo smascherarli fino all'ultimo, ed è questo che stiamo facendo. Poi, questione di 3-4 giorni fa, anche questa, c'è molto carne a cuocere negli ultimi giorni, ho scoperto che ci sono 20 emendamenti all'improvviso nella Commissione Bilancio, si chiamano emendamenti fotocopia, fatti da tutti quanti i partiti, nella Commissione Bilancio al Senato, dove volevano, sentite questo, è incredibile, aumentare il canone di 6 euro, che significa un totale di circa 80 milioni di euro, ma mica per finanziare la RAI, per finanziare le TV private regionali. Cioè, quindi istituivano un fondo al Ministero dello Sviluppo Economico dove mettevano dentro questi 80 milioni di euro derivanti dall'aumento del canone di 6 euro per darli alle TV private regionali, perché era stato tagliato il fondo in precedenza. Ed è assurdo, perché dove noi abbiamo chiesto di restituire i fondi per l'istruzione, la ricerca, la cultura, la scuola, la sanità, che nel nostro programma, c'è stato detto di no e hanno restituito una goccia nell'oceano. Invece qui vogliono ridare tutti i soldi in questo fondo, rimetterli tramite l'aumento della tassazione del canone, che oltretutto io il canone lo intendo come una tassa di scopo, e quindi per me è anche incostituzionale che tu aumenti una tassa di scopo per darla ad altro scopo. E invece la Commissione Bilancio sembra che ha reso ammissibili questi emendamenti. Io mi batterò proprio come un leone affinché questa cosa qua non avvenga, e vi assicuro che non avverrà, perché se il governo dà parere positivo su questo stiamo all'allucinante. Quindi, ma la RAI, in questo caso la RAI è con noi, perché è chiaro che se aumenti 6 euro di canone, le persone che cosa succede? Odiano di più la RAI, la tassazione, e odiano di più il servizio pubblico, e quindi sono anche disincentivati a pagare già il canone che pagano, e magari ci sarebbe ancora più evasione. Quindi su questo la RAI è molto chiaramente contenta, ma noi dobbiamo bloccare questa cosa, che è un regalo lobbistico alle lobby delle televisioni private regionali, che da un altro punto di vista, se vogliono fare il mercato privato, devono fare il mercato privato come tutti, perché in questo paese tutti denigrano lo Stato, ma tutti quanti vogliono venire a prendere i soldi dai cittadini. Allora, se vuoi fare l'imprenditore, lo fai con i tuoi soldi. Noi ti aiutiamo come Stato nella burocrazia, che deve essere semplice, ti aiutiamo nelle normative che devono essere chiare, nel tutelarti se ci sono organizzazioni criminali che vogliono depredare il tuo lavoro, e quindi vogliamo equiparare per esempio i reati di mafia ai reati ambientali, non vogliamo la prescrizione per i reati che persistono nel tempo. Il reato continua e 5 anni dopo c'è la prescrizione, magari il reato continua per 10 anni. Dobbiamo avere la certezza della pena, la giustizia veloce, così si tutelano la piccola e media impresa, gli imprenditori, danno contributi veri, non a pioggia che non vanno a finire da nessuna parte, abolendo delle tasse che sono inutili, quelle delle piccole e medie imprese come l'IRAP. Tu che cosa fai? Prendi 4,9 miliardi di IRAP dalle piccole imprese
e poi dai a pioggia 4,9 miliardi di finanziamenti che vanno persi nel nulla, che stesso le piccole imprese dicono non li vogliamo, aboliteci direttamente l'IRAP, facciamo meglio e il resto lo facciamo da noi, perché poi quei finanziamenti vanno a far produrre dei prodotti che non sono più utilizzati dalle persone e quindi le imprese cadono. Cioè si deve riportare il buon senso, la centralità in quello che si fa, cioè il buon senso è una cosa fondamentale, lo studio, la competenza, la trasparenza, la dedizione, l'interesse, la passione, questo è il modo in cui si fanno le leggi, l'indipendenza e la libertà ed è quello che tutti quanti noi, stando qui insieme a voi, dobbiamo fare. Queste sono le agorà sono dei momenti in cui riflettiamo, in cui pensiamo, in cui litighiamo, in cui possiamo costruire dei progetti di legge. Per esempio è passato un signore prima, non so se è ancora qui, e mi ha detto ti butto un'idea, questo è il senso di queste agorà, mi ha buttato un'idea in realtà fantastica, ha detto noi oggi col digitale terrestre potremmo, perché se io non voglio guardare la RAI e quindi il canone e non pagare il canone della RAI, devo pagare per forza perché ho l'apparecchio televisivo, invece se mettiamo un decoder normale, la RAI, servizio pubblico, diventa comunque a pagamento e metti una scheda, ma se mi voglio guardare Sky metto l'altra scheda e quindi posso avere una televisione dove la RAI è oscurata ma mi guardo Sky se voglio guardare Sky. Cioè ci sono tanti meccanismi, poi si può sviluppare questa idea, però sono dalle idee di tutti che nasce poi una buona legge e per fare le leggi vi assicuro che ci vuole anche tanta fantasia, ci vuole un pensiero laterale, bisogna uscire dai binari, perché il cancro che hanno fatto maturare queste persone è diventato una metastasi gigante e quindi andiamo a operare su un terreno che è minatissimo ovunque, dove ci sono i diritti acquisiti che in teoria non puoi toccare, però guarda caso i diritti dei pensionati li tocchi, i diritti dei pensionati d'oro non li tocchi, vai a toccare i diritti degli studenti e dei lavoratori, non tocchi i diritti dei manager o di alcuni grandi impiegati della Camera dei Deputati e questo non è più possibile. C'è sta un'Italia che ha due velocità, ma ha due velocità nei diritti, nella libertà di poter dire io questa cosa non la voglio, è diritto mio, mi spetta così quando vai in un comune, quando vai in una regione, quando vieni qui nel Parlamento e quindi deve cambiare tutto il modo in cui noi facciamo le cose. Cioè io vi dico una cosa ancora più grande. Cioè il palazzo così come è formato, questo Montecitorio, è solo bello a vederlo, dentro è bello, ma è una scatola in qualche modo veramente vuota, cioè noi dobbiamo ripensare ad uno Stato, dobbiamo ripensare al fatto che le leggi si fanno in questo modo, il modo in cui noi votiamo, dobbiamo ripensare a tutto perché noi siamo c'è questa lentezza, è pachidermico, per fare una cosa in commissione devono passare giorni, poi arriva un decreto ed è tutto bloccato, cioè non è più possibile lavorare, cioè il mondo va da una parte e noi per fare una legge ci mettiamo una vita e magari quando ci abbiamo messo quella vita la legge l'abbiamo fatta ma il mondo è già cambiato e quella legge è già vecchia, non va più così, cioè è morto questo palazzo, ma che palazzo è? È lento! Cioè, non mi piace, vi dico proprio metafisica, è una bolla, non mi piace entrare a Montecitorio dove c'è qualcuno che dice presidente, qualcuno che dice onorevole, con le divise e poi tutto quanto come un villaggio turistico, cioè è una bolla, è proprio una bolla e quando sei in quella bolla dobbiamo essere qua a riportare tutta la realtà, allora noi dobbiamo evitare che questo palazzo sia una bolla, deve essere un'altra cosa. Io quando entro in un palazzo così mi sembra un museo e quando entro in un museo magari guardo le cose con un altro criterio, un'altra lentezza, questo deve essere qualcosa di dinamico, di generoso, di aperto, di arioso, onesto, pulito, deve essere un'altra struttura. Io voglio abbandonare questo palazzo e questo emiciclo, oggi deve essere un'agorà, non un emiciclo, e l'agorà è tonda dove ci dobbiamo essere tutti, che nessuno decida più per gli altri, cioè basta. Cioè io mi sono scocciato veramente che per cambiare 3 righe una legge devi riunire la commissione, non riesci a riunirla, per esempio la mia perché è bicamerale e quindi devi rispettare le votazioni del Senato, le votazioni della Camera, il lunedì è troppo presto, il venerdì è troppo tardi e io voglio cambiare 3 righe una legge per sburocratizzare magari la commissione per far sì che le associazioni abbiano accesso alle TV di Stato e ci sono 49 associazioni che hanno fatto richieste e ancora non sono riuscito, anzi sono riuscito l'altro
giorno a liberare queste associazioni che andranno a prendersi dei piccoli spazi nella TV di Stato che sono di loro diritto, ma ci ho messo mesi per fare questa cosa ed è la cosa più stupida del mondo, perché è difficile riunire la commissione con i tempi e i regolamenti parlamentari, dobbiamo andare oltre, è vero, oltre, perciò il V-Day 1 si chiama, il V-Day 3 si chiama oltre, perché il concetto è di andare oltre anche l'idea che tutti abbiamo dell'amministrazione pubblica, oltre al concetto che abbiamo di Stato, oltre al concetto che abbiamo nel modo di legiferare, oltre anche come la pensiamo a volte nel modo noi di vivere, cioè se non andiamo oltre noi e pensiamo a un nuovo modello di società, a un nuovo modello di comunità, dove su quella comunità poi si basa l'economia reale che non è l'economia finanziaria, lo scambio di servizi e beni tra le persone in modo reale che corrispondono a un valore reale e quindi riportiamo anche un altro tipo di scala di valori, allora è su quella comunità che possiamo costruire il nuovo Parlamento e il nuovo Parlamento potrebbe essere tranquillamente una piazza che d'estate ci facciamo le leggi e d'inverno la copriamo con un tendone quando piove. Cioè è finito, dobbiamo andare veramente oltre. La RAI abbiamo detto, Comunione e Liberazione, canone, oggi ho ricevuto una petizione perché poi stiamo lavorando anche lavorando nel senso che stiamo ricevendo le petizioni di change.org, spesso non vengono ricevuti, invece in vigilanza li stiamo ricevendo tutte quante e abbiamo ricevuto oggi con 98.000 firme, 98.000 hanno chiesto di non mandare in onda un programma che secondo me sarà vergognoso come Mission, dove per raccontare le tragedie dei campi profughi del Sud Sudan portano delle persone famose che non hanno mai avuto niente a che fare con questo mondo, magari non chiamano i giornalisti per fare i reportage, quelli che in quel mondo sono cresciuti e che conoscono bene e che magari sono anche in gamba, stesso il RAI, a poterli fare e fanno questo programma come se fosse un reality show. Ho detto questo programma secondo me non si deve fare, dobbiamo fare un dibattito, una riflessione, il servizio pubblico deve essere di qualità, deve informare, non deve far piangere. Siamo maturi per trattare il dolore anche in un altro modo e invece lo dobbiamo sempre banalizzare, poi ci commuoviamo e non succede niente. E allora perché mi vuoi mandare Filiberto di Savoia, Albano con le figlie, nei campi profughi? Non è possibile, io ho visto una foto, mi sono scandalizzato, con Cocuzza su Repubblica mi sembra, stava così nel campo profughi e vicino un profugo triste che lo guardava così, ma io non le voglio più vedere queste immagini, cioè mi fanno male, è una vergogna. E quindi oggi ho ricevuto in commissione protocollato, oggi è patrimonio della commissione, patrimonio di tutti i commissari che ci sono in commissione, 98.000 firme di cittadini che chiedono di bloccare il programma, più comunità di persone di quei luoghi che vivono qua, ha detto non potete trattare questi temi così, è una sofferenza, non c'è dignità neanche per noi se fanno quella trasmissione così e neanche per voi italiani. E queste 98.000 firme ci sono veramente una quantità di persone immense, anche persone che hanno lavorato lì, ci sarà la cooperazione, quella vera, quella che vuole aiutare, non quella filo governativo che prende solamente fondi e va lì a fare poco. E però dal placet alla trasmissione, vogliono fare 2 puntate a dicembre. Mi ha detto Leone, mi ha scritto Leone, forse tramite comunicati stampa, giornali, Leone è il direttore di rete di Rai 1, mi ha detto non è fico un reality, è una social tv, questo è un programma di social tv, ha detto, e lo ridico di nuovo a Leone, non è un problema di parole, che ci possiamo sempre col linguaggio travestire da un'altra cosa, è un programma dove mandi personaggi dello spettacolo nei campi profughi per divulgare in maniera banale un'informazione che invece è gravissima, complessa e che ha dei giri economici incredibili, come spiegavo anche alla trasmissione che tempo che fa rispetto a quello che raccolgono in miniere lì in Congo. E quindi basta, e oggi inoltrerò la petizione, ho dettato la petizione a tutti i commissari
è protocollata in commissione e la manderò anche alla RAI, all'azienda pubblica, per dire: non era mai successo che 100.000 cittadini portassero le firme in commissione di vigilanza RAI per non fare andare in onda un programma che offende la dignità di queste persone. Daremo la massima forza, è da luglio che sto lottando su questa cosa.